Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti ad una nuova live di Renitoons. Oggi dobbiamo sfogliare insieme il nuovo numero, un attimo che abbasso i volumi per evitare gli echi. Allora, il nuovo numero di Anime Cult è uscito in edicola a inizio settimana. Io l'ho preso ieri, gli ho dato giusto un'occhiata velocissima, ma lo voglio sfogliare come sempre insieme a voi in live, e quindi ho organizzato al volo questa live. Ovviamente il filmato verrà conservato sul mio canale YouTube, quindi potete vederlo poi quando volete. Come sempre facciamo un riassunto degli episodi precedenti. Siamo finalmente giunti al numero 5 e si continua ovviamente, una rivista degna di nota, una rivista che a me piace parecchio, questa di Anime Cult. Allora, il numero 1 che abbiamo già sfogliato, cercate nei miei video, era dedicato interamente ai robottoni e a Go Nagai in particolare. Quindi la copertina e la quarta di copertina, diciamo, avevano i robottoni come protagonisti, quindi il grande Mazinga, ovviamente non solo robot, anche Devilman di Go Nagai, Cutiani di Go Nagai, insieme ovviamente Goldrake, Gig Robot d'acciaio, Mazinga Z, ok? E questo ovviamente anche citata la Granata Press, l'intervista a Fabrizio Mazzotta, uno dei grandissimi doppiatori italiani, che qui viene anche, c'è anche una sua foto. Ok, questo era il numero 1 di Anime Cult. Andiamo a vedere il numero 2. Il numero 2 è interamente dedicato a Kenny Guerriero e un'intervista enorme. Ci sono tra i suoi, di Rumiko Takahashi, e tra i suoi, diciamo, fumetti, diversi che sono i miei preferiti, a partire da Ranma, Lamu, ovviamente, Inuyasha, Maison Goku, insomma. Anche Rumiko Takahashi degna di nota, ovviamente protagonista di un numero di Anime Cult, e qui ovviamente c'è, diciamo, tutti i personaggi con lei in primo piano. Poi c'è ovviamente Cristina D'Avena, Spectra vengono menzionati, così come viene menzionata Cristina D'Avena anche per i telefilm di Love Me Licia, Licia Dolce Licia e simili, che sono il seguito del cartone animato che ha avuto una marea di successo, Kiss Me Licia, ok? E questo era il numero 2 di Anime Cult, il numero 2, ok? Anche questo da avere in collezione, ok? Quindi abbiamo visto i personaggi di Rumiko, quindi Ranma Mezzi, Inuyasha, Lamu e il grande Kenny Guerriero, Bronson Ara. Altra azzeccatissima copertina è quella del numero 3 di Anime Cult, dedicata interamente all'universo Dragon Ball. Diciamo è ancora, quindi dagli anni 90 che ce lo portiamo dietro. Dragon Ball è ancora attualmente un enorme successo che non finisce mai e non diminuisce. Ancora generazioni e generazioni che guardano questo anime, questo cartone animato, queste serie, che sono tante serie di cartoni animati, di OAV, eccetera. Ovviamente menzionata anche Candy, il grande Mazinga, finalmente lo vediamo qua, e anche il grande, qui si parla di Gigi la Trottola
e del grande robot Raider G7. Ok? Quindi diciamo numeri sempre molto pieni di informazioni, tante pagine. Questo viene, la rivista viene solo 6,90 € con tantissime pagine tutte a colori come potete vedere, tantissime pagine, l'impaginazione è sempre ottima, quindi questo era il numero 3 dedicato diciamo con maggior attenzione all'universo di Dragon Ball. Ok, andiamo avanti. Il numero 4, che è quello precedente, quello che andremo a vedere oggi, era invece dedicato ad un altro successo planetario che è i Cavalieri dello Zodiaco. Questo in primo piano è Pegasus, ovviamente c'è Phoenix, c'è Crystal il Cigno, Andromeda e Sirio il Dragone. Ok? La battaglia dei Cavalieri dello Zodiaco, iniziata per aggiudicarsi la Sacra Armatura, poi è andata a finire al Grande Tempio, poi da Hilda di Polaris, da Nettuno, insomma i Cavalieri dello Zodiaco anche una storia molto articolata, molto lunga, diverse serie dedicate ai Cavalieri dello Zodiaco e anche diversi OAV sono gli original animation video, cioè sono dei lungometraggi di più di un'ora con protagonisti ovviamente i Cavalieri dello Zodiaco. Qui ovviamente viene menzionato anche Titan 3, come vedete qui c'è Titan 3, Mago Pancione Chu, c'è Doraemon, menzionata Sailor Moon, insomma sempre molto pieno anche questo numero, il numero 4 di Anime Cult. Vedete, se voi cercate nei miei video sul canale YouTube abbiamo sfogliato insieme anche questo volume di Anime Cult. Ok? Diciamo che come riassunto abbiamo finito e adesso non ci resta che andarci a gustare e a sfogliare il numero. Sprea Comics presenta Anime Cult numero 5. Questo è dedicato alle maghette, a Crimi, a Evelyn, a Magica Amy, insomma a tutte le maghette, non solo quelle del Maciocco Club, ma la fata padrone Akemi Takada, ok? Character designer dell'incantevole Crimi. Ovviamente Club vede nelle maghette proprio per definizione l'incantevole Crimi è diciamo messa in primo posto, come vedete anche sia Yu che Crimi viene data più importanza sulla copertina rispetto poi alle altre. Ok, volevo un attimo prendere una cosa, restate qui, una cosa che poi mi servirà dopo. Allora, un attimo solo, arrivo subito, Allora. Ok, avevo dimenticato. Ok. Avevo dimenticato di prendere questa cosa e adesso continuiamo questa live. Allora, in quarta di copertina ovviamente speciale fate, streghe e maghette. Poi si parla di campioni, doppiatori e si parlerà forse del doppiatore di Oliver Hutton, di Holly e Benji, Capitan Tsubasa, Anime by Night, vediamo che altro c'è, l'invenzione delle Lamin Cards, pure questo è stato diciamo un evento per noi, l'invenzione delle Lamin Cards, che ancora si trovano di determinati anime, chiamiamole così. E poi musiche e sigle, guardate, i Cavalieri del Re giovanissimi, tutti giovanissimi. Questo è il gruppo dei Cavalieri del Re che hanno fatto una marea
di sigle, una più bella dell'altra. Per me rimane memorabile il concerto tenutosi a Lucca Comics and Games. Allora, vi ricordo come qui in seconda di copertina hanno dedicato parecchio spazio. Il 31 marzo uscirà Bim Bum Bam, uno speciale con CD allegato di Anime Cult, ok? Quindi per la Bim Bum Bam Generation ci sarà Anime Cult, cioè Bim Bum Bam sempre edito da Sprea Comics, con CD con le sigle allegato, un CD audio con le più belle sigle dei cartoni di Cristina D'Avena, ok? E qui vedete ovviamente la fata padrone, il nostro amico One, e ovviamente anche qui, come vedete, insieme a Occhi di Gatto, insieme a tanti altri cartoni, a Mileshiro, a Gem, c'è sempre lei, Yu Morisawa con Crimi. Qui sotto c'è anche Holly e Benji. Vado a pensare che nel CD ci possono essere le sigle dell'Incantevole Crimi, di Occhi di Gatto, di Mileshiro, di Gem, di Holly e Benji, cantate ovviamente dall'indimenticabile Cristina D'Avena. Io ringrazio sempre Alessandro Agnoli per l'editoriale che poi mi leggerò, non l'ho letto ovviamente ancora, l'editoriale. E poi guardate l'indice, che bello, mamma mia, cioè guardate che bella immagine che hanno usato qui, con tutte le maghette, bellissima questa immagine qui, questa è bellissima proprio. Ovviamente c'è sempre Crimi anche in mezzo, e di qua Geiking, il robot magnetico, Geiking. Poi c'è Oliver Hutton. Allora, Anime by Night, i cartoni conquistano la notte. Qui si parla anche di Akira, che fu un film a disegni animati molto crudo, molto violento, ma molto bello. Akira è stato un successo. Andiamo avanti a sfogliare. Qui ci sono sia Nadia, il mistero della pietra azzurra, Lupin e Occhi di Gatto. Vedete? Allora, questo è Golden Boy, ovviamente, Golden Boy, anche di quello dovrei avere da qualche parte tutta la serie. General Daimos, questo, si parla anche di General Daimos, guardate quanta roba, quanti ricordi poi, mamma mia. Qui ci sono anche i Pokémon. Vedete, si comincia a parlare anche di Pokémon. Berserk, Evangelion, bellissima. Poi la sigla di Evangelion è qualcosa di spettacolare. Cercatela su YouTube, la sigla originale di Evangelion è bellissima. È una sigla molto bella. Qui si parla di Lupin, di City Hunter, Detective Conan, vedete, Lady Oscar, si parla un po' di tutto. Vedete, qui sotto c'è Lupin, Lady Oscar, di qua c'è City Hunter, diciamo tutto che ha fatto la storia della nostra infanzia, della nostra gioventù. Fabrizio Vidale, un vero fuoriclasse, con la sua voce ci accompagna fin dalla nostra e dalla sua infanzia, grazie soprattutto a Remy, a Marco dagli Appennini alle Ande e al fuoriclasse Holly di Holly e Benji, che ci ha insegnato a non mollare mai. Guardate, questa è l'intervista al doppiatore
Fabrizio Vidale. Vedete ovviamente una bellissima immagine di Holly da bambino, proprio quando nei primissimi episodi, ovviamente questo è il remake, ma nei primissimi episodi faceva parte della New P, neanche faceva parte della New Team. Qui viene citato anche Remy come lo ricordiamo tutti, eccolo qui, Remy, e insomma bei ricordi, belle foto, bellissime foto, vedete? Io vi consiglio sempre di acquistare questa rivista. Vedete Marco, qui c'è Marco, c'è Goldrake, c'è Mazinga Z, ovviamente Holly e Benji. Veramente pure i Teletubbies qua, Teletubbies magari per i bambini molto molto piccoli, però è stato un successo enorme anche quello dei Teletubbies, Allora, e qui si comincia a parlare delle Laming Cards e si dà diciamo maggior spessore, maggiore importanza alle Laming Cards di Dragon Ball. Ok, quindi qui si parla di Laming Cards, che sono delle figurine laminate, spesso servono anche per giocare. Primi anni del terzo millennio i marciapiedi intorno alle edicole brulicavano di bustine vuote d'oro e argento. Ce lo racconta in prima persona in esclusiva per Anime Cult Luciano Castarelli, l'inventore delle mitiche Laming Cards, che con Dragon Ball produssero un successo epocale, con oltre 500 milioni di figurine vendute e una schiera di appassionati disposti a tutto ancora oggi, come vi ho detto, pur di arricchire le loro straordinarie collezioni. Ok? Quindi si è inventato queste figurine particolari. Vedete, qui abbiamo dato molto importanza alle Laming Cards di Dragon Ball Z, Dragon Ball normale, insomma tutte le serie di Dragon Ball. Ciao Mirko, benvenuto, tutto bene, sì, sto facendo questa live per sfogliare insieme questo nuovo numero di Anime Cult. Allora, vedete, si dà molta importanza a queste Laming Cards di Dragon Ball, diverse pagine dedicate a queste Laming Cards, andando a vedere anche quali sono quelle tra virgolette più rare, e quindi bellissime, anche un fenomeno di massa, come vengono realizzate queste Laming Cards, belle, guardate che bell'articolo, tutte le bustine che si trovano, vedete, si trovavano, alcune non si trovano più in edicola, alcune si trovano ancora di Laming Cards, guardate che belle le Laming Cards. Ovviamente qui non rende, vi invito. Ho visto Fran il film del tuo amico rivenditore di cassette by Napoli, certo, Mixed by Harry, io ho parlato anche con Enrico, mi ha contattato, stiamo ancora in contatto, io ancora lo devo andare a vedere perché con gli impegni ancora non sono riuscito ad andare al cinema, ma Mixed by Harry è un libro ed è un film, sono usciti quasi contemporaneamente il libro e il film, ok? Quindi se vi interessa sapere la storia di Henry Frattasio, Mixed by Harry, quindi la storia delle cassettine tra virgolette pirata che da Napoli hanno conquistato quasi tutto il mondo, se si può dire, ma sicuramente tutta Italia, perché in ogni città c'è almeno una o due persone che conoscono questo marchio Mixed by Harry. Facciamo un po' di pubblicità anche al mio amico Mixed by Harry, vedete? Quindi questo era il marchio, lo potevate trovare anche così, Mixed by Harry, la dimensione ideale per un ascolto pulito, vedete? Mixed by Harry, questo era Nanny, è un'altra cosa, però
sono le copie delle Mixed by Harry. Vedete, vi faccio vedere quest'altra Mixed by Harry. Questo era il Festival di Sanremo 1990 numero 1. Tra l'altro Harry usciva con queste cassette prima ancora delle compilation ufficiali del festival, quindi, e poi ovviamente lo copiarono, come questo è un ascolto pulito by Nanny, era una copia delle Mixed by Harry. Ok, chiusa parentesi. Ok, continuiamo a sfogliare. Eravamo arrivati alle Lamin Cards di Dragon Ball e qui si parla di Rocky Joe. Anche i pugili piangono. Rocky Joe. Rocky Joe. Guardate che belle immagini di Rocky Joe, tutta la storia dell'anime di Rocky Joe, il finale tragico, che ovviamente senza spoiler, senza niente. Questa è un'immagine che si vede oramai dappertutto, questa immagine. Rocky Joe. Qui ovviamente vi esortano a fare l'abbonamento a questa rivista Anime Cult con il 45% di sconto sul cartaceo e il 72% di sconto sul digitale. Vedete? Quindi approfittate di questo enorme sconto. Io, come ho già detto più volte, mi sono messo d'accordo, diciamo, col mio edicolante, lo prendo a prezzo pieno, tanto non riesco anche a sostenere la spesa di 6,90 € al mese, e mi fa piacere aiutare anche il mio edicolante di fiducia. Però se voi, diciamo, non la riuscite a trovare facilmente, vi conviene aderire a questo, diciamo, a questo abbonamento che viene offerto con il 45% di sconto. È una rivista che sta andando forte, è una rivista che non accenna a diminuire, anzi aumenta anche il volume delle pagine, i contenuti sono molto validi, quindi vale la pena fare l'abbonamento, e questa offerta senz'altro vale la pena essere colta. Vedete, qui c'è il QR code per accedere direttamente all'area. Vi faccio vedere bene i numeri di telefono e come aderire. Qui dovrebbe essere messa a fuoco. Se fate uno zoom riuscite a leggere bene come fare l'abbonamento a Anime Cult. Ok? Siamo arrivati a bomba. Guardate quante maghette, quante streghette, cioè qui adesso le andiamo a menzionare tutti. Quindi la nascita dei Mao Shoujo, perché sono shoujo, poi Sally la maga, poi tutte le maghette dal 1969 fino al 1973, che noi in Italia abbiamo cominciato alla fine degli anni 70, se vi ricordate bene. Remy, Goldrick, Heidi sono stati quelli, diciamo, i primi a essere stati importati, e poi piano piano, anche grazie magari a Italia 1, quindi dopo la nascita di Canale 5, anche ovviamente su Canale 5 facevano, trasmettevano dei cartoni animati, ma soprattutto con la nascita poi del contenitore Bim Bum Bam e diciamo con l'avvento della TV dei ragazzi, prettamente dedicata ai ragazzi, alla fine ci hanno, dagli anni 80 in poi, ci hanno bombardato e ci hanno fatto arrivare praticamente tutto quanto insieme questo materiale. Alcuno, cioè molto di questo materiale era stato prodotto negli anni 70, però non era ancora arrivato in Italia. Quindi gli anni 80 per noi italiani è stato un boom di tutto questo, di tutti questi cartoni animati, di tutte queste storie provenienti dal Sollevante, e quindi diciamo passavamo i pomeriggi interi a vedere un episodio per ogni serie TV. Quindi parliamo poi delle origini delle maghette. Bia, la sfida della magia, poi il magico mondo di Cici, Renzi la strega,
Crimi Mami, Parim Pam Pum, eccomi qua. Poi intervista da Kemi Takada, Crimi Mami, il successo in Italia, Crimi Mami, il successo in Giappone e il Majocco Club, che praticamente sono le magliette tutte quante insieme. Faccio una pausa perché vi faccio vedere a che livello nella mia famiglia sono sentite queste magliette e soprattutto Crimi Mami. Allora, guardate questi memorial box, diciamo queste edizioni speciali di Crimi. Questo è il box 2, partiamo dal box 1. Guardate, questo è il box 1 speciale in DVD della serie completa dell'Incantevole Crimi. Ovviamente abbiamo tutti i vari fumetti, diciamo tutto ciò che riguarda il mondo dell'Incantevole Crimi. Guardate il cofanetto quanto è bello, abbiamo anche dei book pieni di disegni, e qui ci sono tutti i vari DVD, uno più bello dell'altro. Questi DVD tutti disegnati sopra, ok, questo lo rimettiamo a posto. Crimi Mami, questo è il box 1 DVD. Andiamo a vedere il secondo box di Crimi Mami, guardate che bello, box 2, eccolo dietro. L'Incantevole Crimi. Qui c'è anche un bellissimo book. Ecco la seconda bacchetta che venne data a Yu dopo che perse i poteri durante l'anime. E qui ci sono tutti i bozzetti, come vedete è bellissimo questo volumetto allegato ai DVD. Qua c'è anche Midori, come vedete, due note, la mamma di Yu, Posi, Nega, Pentagramma, tutti i personaggi insieme, il negozio di crepe e poi dei disegni originali di Akemi Takada. Guardate che belli, vi sto facendo vedere questo booklet allegato alle edizioni speciali dei DVD di Crimi Mami. Guardate che bello, guardate, certi disegni uno più bello dell'altro. E anche io sono un fan, diciamo che è uno dei miei cartoni animati preferiti, l'Incantevole Crimi, devo essere sincero. L'Incantevole Crimi è uno dei miei cartoni animati preferiti, lo rivedo sempre con piacere, diciamo, l'Incantevole Crimi. Ovviamente alla fine della serie poi ci sono stati 2 OAV. Questo è il ritorno di Crimi, originale DVD, il ritorno di Crimi, vedete, il ritorno di Crimi, e poi il lungo addio, l'Incantevole Crimi, il lungo addio, sempre formato DVD. Guardate che bello, l'Incantevole Crimi, il lungo addio. Vabbè, Candy, ma quelle sono... c'è presente? Allora, Mirko, se ti ricordi Beautiful, Dallas, Dynasty, cioè io paragonavo Candy e questi diciamo cartoni animati infiniti con tantissime puntate quasi allo stesso livello, perché era tutta una storia lunghissima raccontata piano piano, puntata dopo puntata. Allora vediamo un po', guardate, questo è Magica Amy,
vedete c'è ancora il prezzo da Marco Polo Expert che mi sa che non esiste manco più, 24,90, Magica Emi, edizione speciale anche questa, Memorial Box, vedete? Magica Emi, bellissimo anche il... Guardate che bello questo disegno. Questo disegno è qualcosa di spettacolare. Questo è il Memorial Box 2. Vedete? Magica Emi. Anche questo lo rivedo, diciamo, mi piace rivederlo. Magica Emi. E poi questo è Orchestra di Cicale, è uno speciale di Magica Emi DVD, vedete? Questo è uno speciale che uscì su Magica Emi, mi pare che venne trasmesso una sola volta, sì, Dallas Dynasty, lo so. Beautiful. Allora, un altro ancora, eccolo qui, che abbiamo, Evelyn e la magia di un sogno d'amore, Perscia. Ma guardate i disegni quanto sono belli, guardate di queste copertine. Guardate, è una cosa spettacolare, Sono bellissimi questi disegni. Questo è il cofanetto numero 1 di Evelyn e la magia di un sogno d'amore. Beautiful, ma come Brooke? Io non ho mai visti né Beautiful né Dallas né Dynasty. Mo volendo recuperare adesso mi sa che neanche si può perché sono troppi episodi. Questa è Evelyn. Oh, guardate che bello, qui pure c'è. A parte i DVD, anche questi curati, vedete? Bellissimi, pieni. Poi la telecamera non rende mai sta telecamera. Questo è il volumetto allegato all'edizione speciale, guardate. Diciamo come viene il concept dei personaggi, come vengono ideati, resi e realizzati, vedete? E questo sono, va bene, diciamo che ci sono tutti, vediamo se c'è qualche disegno di particolare importanza. No, sono tutti tutto così, ok. E questo era il secondo di Evelyn, e adesso io direi di continuare a sfogliare. Aspettate che metto bene questo, che mi si è messo male. Yamato Video, ovviamente YV, vabbè che c'è scritto grosso qua, Yamato Video, vedete? Yamato Video, va bene. Allora, andiamoci a sfogliare questo speciale. Ci hanno messo pure Ela Supergirl. Questa qui è Ela Supergirl. Ela Supergirl. I bonbon magici di Lilli. Mamma mia, questo è Lilli na na na. Lilli na na na. Allora, vediamo. Nel lontano 1966 Toei Animation, con incredibile acume, pone sul piedistallo televisivo streghe e maghette, rivoluzionando un capitolo di storia degli anime e dando nuova vita a un genere variopinto e affascinante che non ha ancora smesso di stupire. Vero. All'inizio sono bambine normalissime, alcune che grazie a dei poteri magici cominciano a vivere delle avventure indimenticabili. Allora, ecco le prime 2 pagine dell'articolo dedicato alle maghette, ok?
maghette da copertina. Ovviamente vedete che viene dato molto risalto alle maghette e stavano in copertina di tantissime riviste e di tantissime fanzine della mia epoca, quando noi andavamo a Expo Cartoon, venivano messe in copertina proprio per sfruttarne il successo e cercare di vendere più copie di queste fanzine, le maghette. Quindi eroine magiche, vedete? Bellissimo. Questa è Cibernella con l'orsacchiotto sempre di sentinella, sta arrivando Cibernella, vedete? Allora, successi a fumetti, guardate. Oh, questo che è Magic Knight Ray Art. Eh sì, Magic Knight Ray Art pure ci hanno messo. Bellissimo anche quel cartone animato. Ovviamente anche le guerriere Sailor Moon. Mamma mia, ci hanno messe proprio tutte. Bello, bello. Questa quindi sono le altre due pagine dedicate alle maghette. Sally la maga, Sally sì, Sally ma, Sally resta qua. Sally. Ok, vedete, questo è proprio Sally la maga. Poi è stato fatto anche un remake. Una nuova Sally nel 1989, complice il ritorno di fiamma per le serie vintage e il successo delle numerose repliche. Toei realizza un nuovo Sally la maga, non un remake come quello della collega, bensì un vero e proprio sequel che riparte qualche tempo dopo la fine della serie classica. Ah, hai capito? Quindi un sequel. Galeotta fu la curiosità. Sally, principessa del regno magico, senza avvisare i genitori si trasferisce sulla Terra, spinta dal desiderio di conoscere meglio il mondo degli umani. Così iniziano le sue avventure. Ok. E qui c'è lo specchio magico, i bonbon magici di Lilli, una sirenetta tra noi, bellissimo pure quello, tra l'altro incredibile, che è degli anni 70. Poi c'è sta Ela Supergirl, poi Cibernella e la maga Ciappi. Guardate, in 2 pagine riassunti tutti questi cartoni animati che vi ho menzionato. Ok, quindi dal 69 al 73. Incredibile pensare che Cibernella, che era tra virgolette quasi una cyborg, perché gira la rotella, guarda, vola fin lassù, e quindi era tutto degli anni 70, quindi da noi è arrivata tutto questo materiale negli anni 80, ma in realtà era di un decennio prima. Ok, pensateci un po'. Allora, Bia, la sfida della magia, rivoluzione magica e un po' sexy. Vedete, perché già Bia era un po' più grandicella, eh? Questo è il titolo che hanno voluto dare. Opla. Io ho sempre problemi con questa. Allora, andiamo avanti. Vederla scendere dal cielo con l'ombrellino in mano come Mary Poppins e poi bucare la carlinga di un bimotore lasciando intravedere un filino di biancheria intima promuove Bia a eroina di culto immediato, o quantomeno tra i personaggi che non desiderano passare inosservati. Bene, bene. Poi dal 78 all'80 le altre maghette. Lilli un guaio tira l'altro, Lulù l'angelo tra i fiori, bellissimo questo, anche bello, molto molto bello. E poi la belle, oh la belle, ah, benvenuta Lulù tra i fiori Lulù, dolce angelo sei tu,
con quel gatto magia, e col cane, no, era il gatto follia, il cane magia, ma non mi ricordo. Vabbè, vedete? Faceva play 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 vicino al fiore e si trasformava. Poi benvenuto a Gigi, il trionfo della magia, e vediamo Gigi. Gigi, oh Gigi, com'era? A 13 anni il nasino all'insù. E questo è benvenuta Gigi. Benvenuta, sì, benvenuta qui, oh Gigi. Però c'è sempre che Renzi una strega è simpatica e carina, lei è una bambolina, oh Renzi re. Non si direbbe in giro che al papà vampiro, oh Renzi re. Lo sguardo è sempre acuto come mamma lupo, oh Renzi re. Il ritorno nel 2002, oh Renzi re. E adesso siamo arrivati, Crimi Mami, parim pam pum, eccomi qua. Allora, questa secondo me è una delle sigle che ha avuto più successo di Cristina D'Avena, viene ancora cantata sempre in ogni concerto di Cristina D'Avena. Crimi, anche magari un pezzettino, un accenno, un qualcosa viene sempre fatto. Questo cartone animato ha fatto veramente la storia. 5 febbraio 1985, ore 19:50, nella prime time serale di Italia 1, all'interno dei Cartonissimi arriva una nuova serie. Partono le prime note di una sigla ritmata e allegra, la voce Cristina D'Avena. A due cuori roteanti si alternano i graziosi volti di due ragazze dalla capigliatura estrosa e variopinta, tanto diverse quanto complementari. Erano Yu Morisawa e Crimi Mami. Ok? E qui tutto l'articolo dedicato a Crimi Ok, e poi si passa ovviamente ad Akemi Takada, l'arte di trasmettere emozioni. Bellissimo questo disegno, molto molto bello, ottima la scelta di mettere, diciamo, dei disegni molto molto belli. Guardate, questi mi sa che già ve li ho fatti vedere, facevano parte di quel cofanetto. Guardate, guardate che belli, bellissimi. Guarda, veramente un numero da avere questo qua, a mio avviso fino adesso il migliore che ho avuto. Ovviamente il 45 giri dell'Incantevole Crimi ce l'ho, stiamo tutti ancora aspettando l'LP, il 33 giri, la colonna sonora completa dell'anime, del cartone animato di Crimi, che ancora manca alle nostre collezioni, perché non è mai stato pubblicato ufficialmente un LP con le canzoni di Crimi cantate da Cristina D'Avena. Sì, c'è, lo so, nel mio cuore solo amor per te, che mi porterà da te lo sento. Guardate, Crimi Mami, il successo in Italia. Ovviamente c'erano cartelle, c'erano gli album da colorare, c'erano gli album di figurine, c'era veramente di tutto dedicato a Crimi Mami. E non so se qui viene menzionato, eccolo, ovviamente era l'antagonista del Nesquik, il gusto, vedete? Sprint dedicò una produzione di sorprese al fantastico mondo di Crimi. Ok?
ovviamente anche dato spazio alla voce di Crimi. Donatella Fanfani nasce a Milano il 4 ottobre 1962, accompagnato per lungo tempo, doppiaggio, dipingendo tante produzioni di successo, esatto. Poi il Corriere dei Piccoli, ovviamente, spesso e volentieri dedicato a Crimi. Corriere dei Piccoli era una rivista che usciva in edicola. Adesso i numeri del Corriere dei Piccoli si trovano anche alla Biblioteca Nazionale. Questo dovrebbe essere l'album di figurine Panini che io ovviamente ho. Abbiamo visto, se cercate nei miei video, ovviamente quelli live, io ho fatto vedere, salve Vincenzo, benvenuto Vincenzo, un saluto. Nei miei video ho aperto una cartellina di adesivi. Mi pare nella seconda parte, quando faccio vedere un adesivo grande di Radio DJ, dall'altra parte, visto che questo adesivo venne staccato da una porta a vetri, rimaneva appiccicoso. Io ci attaccai, perché io ho l'album di Crimi con tutte le figurine attaccate, tutte, è completo. C'erano i retri, i foglietti di carta che stanno dietro alle figurine, e io quelle là le misi dietro a tutto l'adesivo grande di Radio DJ, e ho fatto vedere che lì c'era scritto l'incantevole Crimi. Ok, quindi andate pure a vedere questo particolare del video degli adesivi, di quando ho parlato cosa conterrà questa cartellina arancione. È una cartellina enorme arancione dove dentro c'è la mia collezione di adesivi. Ok, andiamo avanti. Crimi Mami, il successo in Giappone. Ovviamente anche in questo caso abbiamo un 45 giri, quello purtroppo mi manca, quello giapponese non l'ho, e ci sono ovviamente Posi, Nega, che hanno avuto un enorme successo, anche i due gattini. Non a caso anche la mia gattina, la nostra gattina di casa, si chiama Posi, ok? Quindi se la vedete andare in giro a quest'ora, tra l'altro se vedete da quella finestra, oggi a Roma c'è un bellissimo sole, vedete? Vedete qua, questa è una finestra, c'è un sole bellissimo. Quando è così, Posi si mette su un cuscino di là dentro l'altra stanza, la stanza di mia figlia, si mette su un cuscino che gli abbiamo fatto, che gli arriva proprio il sole diretto, sta lì, dorme, ma chi l'ammazza a Posi, ma chi l'ammazza? E si chiama Posi proprio da Posi e Nega, ok? Guardate ovviamente il medaglione, le varie bacchette magiche, perché ne ha avute due Yu in dotazione da Pino Pino. Questa è la prima e questa è la seconda, ok? E poi c'era sempre il medaglione che lei si portava dietro. Anche mia figlia ha un facsimile di medaglione, lo prendemmo, se non sbaglio, a Toissimi, se non ricordo male, oppure alla fiera del mercatino giapponese. No, mi pare al mercatino giapponese, non a Toissimi. Comunque tutte e due sono degli eventi a cui non mancare. Il mercatino giapponese fino a qualche edizione fa l'hanno fatta dentro all'ippodromo di Capannelle, mentre Toissimi si è dovuto spostare perché per qualche tempo l'hanno fatto qui vicino a casa mia al Palacavicchi, però poi il Palacavicchi è chiuso e quindi si sono spostati. Allora andate ovviamente sul sito di Toissimi per vedere i prossimi appuntamenti, ok? E qui quindi è tutto dedicato a Crimi. L'unica volta che io sono andato a Romix, tra l'altro, era per il 35esimo anniversario di L'Incantevole Crimi. Ci abbiamo portato mia figlia e lì c'erano a grandezza naturale le statue di Yu di Crimi, dei gattini, Posi e Nega, e c'ho le foto di mia figlia vicino a queste statue da qualche parte. Era il 35esimo anniversario della nascita di questo anime a Romix. Guardate che bello, qui messa Yu così, Yu Morisawa. Allora andiamo avanti, non ci fermiamo mai.
il Majocco Club, la magia è una cosa meravigliosa. E qui abbiamo Magica Amy, abbiamo Evelyn qui in basso, vedete? Magica Amy, magica Amy, e gira e spera, spera e gira, quel che vuoi si avvererà. Ok. La serie mai realizzata. Nel suo lavoro si mettono in cura anche i personaggi secondari, è vero. No, veramente, veramente pure questa volta, questa rivista merita di essere acquistata. Allora, volevo vedere il ritorno di Crimi 2OV, semifigure, e poi c'era Majocco Club Terrore Alien X. Questo mi pare che c'ho anche questo originale, non so dove, ma era Alien X, Majocco Club che combattono contro questo alieno che divorava la giovinezza delle ragazze, maghette e tentacoli. Alien X, terrore dalla dimensione A, mi pare che si chiamava. Comunque, vabbè. Allora, io vi faccio vedere sempre le pagine. Qui comunque ne parla di questo OAV, un OAV che parla appunto Alien X, terrore dalla dimensione A, Majocco Club, e ci sono loro tutte insieme che combattono contro questo alieno. Ok, andiamo avanti. Da un millennio all'altro le maghette non muoiono mai. Anzi, io secondo me oserei dire che aumentavano, perché ecco, ne so, nel 98 Card Captor Sakura, quella che combatteva con le carte, la carta del vento. Quante carte davanti a te, mia dolce Sakura. Poi c'è Magica Doremi, e a voglia qua quante sono. Gira il mondo principessa stellare. Poi c'è Sugar Sugar. Qui non è tanto felice la scelta del blu, perché non si legge bene. Comunque ce ne stanno tantissime. Io poi ovviamente prima o poi mi vedrete con gli occhiali, ma più poi che prima, perché non me li voglio mettere. Oh, all'arembaggio, piatto ricco, micificco. Ecco, qui c'è sempre la parte un po' hard, quindi Fior di Loto, Porchis, erano tutte queste riviste, Blue Japan, queste riviste diciamo dedicate ai maggiori di 18 anni. Le saltiamo a pier pari perché noi ce ne andiamo a vedere, vedete qui c'è anche Be Free, ce ne andiamo a vedere pirati, mercanti e innovatori. Andiamo sempre più avanti, sempre più avanti. Cream Lemon ovviamente non poteva non essere citata in questo, Sex Bombs, e tutto questo è tutto un articolo dedicato diciamo agli anime un po' osè, dedicati ai maggiori di 18 anni. Ok, un bell'articolo, tante pagine dedicate. Maca Maca. Un bell'articolo che poi finisce con la pubblicità. Vedete Junior TV scritto con la I, comunque il simbolo è sempre quello. Noi siamo abituati a Junior TV con la J iniziale. Comunque juniortv.it, c'è la TV vintage dove si possono trovare un sacco di anime datate, di anime dell'epoca mia, dell'epoca nostra, di chi è come me anni 70.
e 80. Gaiking robot magnetico, magnetico robot J-King, magnetico robot J-King, si fondono in cielo le gambe sue. Vabbè, queste sono sempre le sigle italiane di questi cartoni animati. Io sono un patito di sigle dei cartoni animati, basta che sento 2 o 3 note, le so tutte a memoria, poi le parole, basta che sento 2 o 3 note della sigla e me le ricordo tutte. Guardate che bello che era Gaiking, il robot magnetico, uomo magnete plus, donna magnete minus, si univano e usciva fuori, diciamo, questo doppio esagono che poi si univa e dava vita a J-King, un bel ragazzo con la sua ragazza. Vabbè, non me le ricordo adesso le parole, però. Passione figurine, Heidi e Goldrake, campioni di vendite. Vedete, qui ci sono menzionati tutti gli album di figurine. Guardate tutti gli album, quanti ce n'erano. Vedete, qui mancavano addirittura le figurine sagomate, c'erano, vedete? Erano figurine sagomate che andavano messe nella sagoma. Bello, bello, bellissimo questo numero di questa rivista, mi piace sempre di più. Anime Atlantic, i soldatini di Goldrake e Capitan Harlock. No, è pieno di informazioni questa rivista, veramente non finisce mai di stupire in quanto a contenuti, cioè c'è veramente tanto da leggere, tanto da imparare, anche per chi come me le ha vissute queste cose. Io ho vissuto tutto quello che vi sto facendo vedere in prima persona, le varie Expo Cartoon, tutte le fanzine che uscivano, le riviste. Ed ecco, guardate, questa è una bellissima immagine dedicata ai Cavalieri del Re, bellissima, bellissima. Per me i Cavalieri del Re sono qualcosa di magico, come del resto pure i Super Robots / Rocking Horse. Hanno fatto la nostra infanzia, gli Oliver Onions, che sono i fratelli De Angelis. Comunque loro, prettamente, una bellissima intervista a Jonathan Zara, che è il figlio di Riccardo Zara, ok? Loro, i Cavalieri del Re, hanno cantato ovviamente La spada di King Arthur, tutti i cavalieri della tavola rotonda giurano solenni eterna fedeltà a sua maestà. Poi ovviamente Devilman, ne hanno fatte tantissime, Ugo il re del judo, Nino il mio amico ninja, guarda, veramente Lady Oscar, ovviamente non me le ricordo tutte, tra l'altro io, ecco, tanto siamo addirittura di arrivo, vediamo un po', sì, però vi voglio far vedere. Allora, partiamo questa, le prime 2 pagine dell'intervista a Jonathan Zara. Guardate che bella intervista e che bella impaginazione con tutte queste figure. Guardate, qui tutti vestiti da Lady Oscar, ok. E poi prima di passare a un altro argomento, aspettatemi un attimo, che se lo trovo al volo vi faccio vedere un'altra cosa. Allora, sì, lo trovo al volo. Guardate, tenere a disposizione tutto questo materiale è tutt'altro che facile, Allora, questo pure è una cosa, questa che vi faccio vedere, che è quotata parecchio, dovrebbe valere un bel po'. Questo è l'opera omnia dei Cavalieri del Re, box del 30° anniversario, come vedete qui raffigurati tutti i 45 giri che hanno fatto, ma questa è un'opera omnia, sono una marea, ma veramente una marea tra CD e DVD,
tra CD e DVD, perché non sono solo CD, vedete? Opera Omnia, questo è qualcosa di spettacolare, non penso si trova più, vedete? C'era una volta i Beatles, questo CD sostituisce quello contenuto all'interno del box che è il risultato difettoso, ci scusiamo per il piccolo disguido, Tibulandia Staff, ok, che sarebbe quello lì, Opera Omnia. Guardate che questo è un volumetto, guardate che spettacolo. No, non è che vi faccio vedere questo volumetto, ma guardate un po' qui che c'è. I Cavalieri del Re, dedica a Renato, quindi con la dedica, e le firme di tutti loro. Mamma mia. A Renato tanti baci. Bellissimo, questo è del 2011, quindi è autografato, volumetto autografato e dedicato, quindi per me c'ha un valore infinito. E questo era l'extra, vedete? Dischi bonus, strumentali, provini e basi musicali, roba introvabile ovviamente fino a quel momento, poi sicuramente c'è qualcuno che l'ha ricondivisa, l'ha messa in giro, e quindi questa è l'opera Omnia dei Cavalieri del Re. Come vedete era un'edizione numerata, limitata e numerata, 268. Allora, erano 300 copie e io ho la 268esima copia. Qui dietro c'è ovviamente la firma di Riccardo Zara, vedete? A testimoniare l'autenticità di questo box e il numero unico scritto sempre da Riccardo Zara, 268. Ok? Vedete, ovviamente veniva data questa card in modo da non potersi rovinare, scritto 268 a matita qui, e poi il timbro ufficiale de Tibulandia Opera Omnia. Ok? Quindi ragazzi, un qualcosa di spettacolare. Oggi vi ho fatto vedere, guardate, 1 2 3 4 5 6 7 8 CD, 8 CD. Opera Omnia, box del 30° anniversario. Vedete? Questo è qualcosa di spettacolare, purtroppo pochissime copie fatte, quindi altissimo valore economico che hanno, ma soprattutto per me è valore affettivo. I Cavalieri del Re, Opera Omnia. Ok? Bellissimo. Siamo arrivati quindi, vedete, 1 ora e 5 di live. Siamo arrivati alle ultime pagine di questo numero di anime cult. Allora, andiamo a vedere, qui si parla ovviamente brevemente di altre anime, questi sono sincero, conosco solo Lupin III vs Occhi di Gatto, che l'ho visto, questo molto bello, ve lo consiglio. Lupin III contro versus Occhi di Gatto, è un lungometraggio molto molto bello, mi pare che adesso sta su Prime, su Amazon Prime Video, ed è molto bello, mi è piaciuto, devo dire la verità. Ovviamente disegni moderni, però sono rimasto molto soddisfatto, l'ho visto, molto bello, molto bello. Quindi vi consiglio di andare a vedere Lupin III versus Occhi di Gatto. Ok, queste sono le uscite che ci sono tra fumetti, DVD, cofanetti, eccetera. Allora, qui si parla da Masonic Coco a Nana, no Nana,
Nana Supergirl è una cosa, Nana è un'altra, perché una ha l'accento e una no, e sono due storie completamente diverse. Vedete, da Masanukaku a Nana. Allora, e qua c'è una pagina dedicata ad Holly e Benji. Holly e Benji, Bruce Harper. Recensioni fuori tempo massimo. Sul prossimo numero, vedete, queste sono le ultime due pagine e poi c'è la quarta di copertina. Qua si parla già di Lucca collezionando, il festival di fumetto Vintage Pop, 25-26 marzo 2023, Lucca Polo Fiere, quindi collezionando, si svolge a Lucca, che non è Lucca Comics and Games, non c'entra niente. Secondo me sul prossimo numero qui, speciale Lady Oscar, secondo me verrà messo grandissimo qui al centro Lady Oscar. C'ho come questo presentimento. Comunque si parlerà anche di Bam il mostro umano. Vedete? Poi GTO. Già ci hanno dato qualcosa, qualche preview del prossimo numero. Quindi Lady Oscar, sicuramente parlando di Lady Oscar parleranno anche del tulipano nero, la stella della Senna. Ciao Willy, siamo addirittura di arrivo, quindi parleranno un po' anche di Lady Oscar e la stella della Senna, che hanno un po' lo stesso argomento, la rivoluzione francese, la vita durante quel periodo in Francia, ok? E poi si parlerà anime da paura, quindi il primo è Bam il mostro umano, ma ce ne sono anche altri, e poi qui dice storie da ridere tipo GTO. Laura Marcora e i piccoli cantori di Milano. Cosa serve per una sigla davvero emozionante? Ma un coro di bambini per conferma. Chiedete a Cristina D'Avena. È vero. Il coro di bambini dietro conferisce a qualsiasi sigla quel qualcosa in più. Allora, chiedete a Cristina D'Avena. Questa è la quarta di copertina, la quarta di copertina che, come vi ho detto, in tutti i numeri è un indice visuale di quello che contiene il numero che teniamo in mano. Quindi questo numero contiene ovviamente le maghette, magia, streghette, eccetera, e si parla poi di vedete, doppiatori, il doppiatore di Oliver Hutton, abbiamo visto Anime by Night, campioni, le Lamin Cars di Dragon Ball, insomma un numero molto pieno. Sono molto contento anche questa volta di averlo preso. A mio avviso tra tutti questi 5 questo fino adesso è il migliore, senza nulla togliere agli altri, senza nulla togliere a questi altri 4 che sono tutti quanti molto belli. Poi guardate quando cominciano a occupare pure parecchio spazio, ecco, ve li faccio rivedere: Mazinga, Kenny Guerriero, Dragon Ball e i Cavalieri dello Zodiaco. E poi questo, secondo me questa copertina è la più bella di tutte, c'è niente da fare. Questa copertina è la più bella di tutte fino adesso. Andremo a vedere poi il mese prossimo e nei mesi successivi quello che ci riservano, diciamo, gli autori di questa eccezionale rivista. Ok? Guardate che bella copertina. Questa secondo me è la copertina migliore che è stata fatta fino ad ora. Ok? Allora, detto questo, siamo arrivati addirittura d'arrivo. Io invito tutti quelli che mi stanno seguendo, quelli che mi seguiranno in differita, a seguirmi anche sul nuovo social network Waveful. Trovate il link in descrizione di questo video, quindi cliccate sul link, scaricatevi l'app di Waveful e seguitemi. Sto dedicando parecchio tempo a uno tsunami particolare che è Reni Toons, si chiama esattamente come il mio nome qui sul canale YouTube dedicato ai cartoni animati, perché io su questo canale di YouTube, che si chiama Renato De Vita, il mio nome e cognome,
è Reni Toons, Reni J e Reni Retro. Reni Toons è dedicato a cartoni animati, riviste, sigle TV e chi più ne ha più ne metta, fumetti e quindi tutto questo. Quindi venitemi a seguire. Ovviamente ho anche su Waveful ho anche una Tsunami dedicata ai vinili, uno Tsunami dedicato a Commodore e ad Amiga Ita. Tra l'altro unitevi al canale Telegram Amiga Ita, siamo tantissimi su quel canale, è un canale molto molto attivo, vengono postati tante informazioni riguardo ad Amiga e non solo, anche qualcosa di Commodore in generale e al retro computing. Diciamo è un bel canale, bello pieno di contenuti, quello di Amiga Ita su Telegram. Quindi cercate Amiga Ita su Telegram tramite la ricerca normale, è un gruppo pubblico, un gruppo che si chiama proprio Amiga Ita, quindi potete scrivere anche semplicemente t.me/Amiga Ita in un browser se avete Telegram installato sul PC e vi si apre direttamente poi la app di Telegram sul canale Amiga Ita, ok? Vi invito poi ad andare sui miei siti. I miei siti sono www.classe74.it, dedicato agli acquisti mirati su Amazon. Troverete tante categorie che io ho creato di oggetti per dare un ordine a quel grande bazar che è Amazon. Come sapete su Amazon si trova di tutto, ma molte volte è difficile cercare ciò che realmente ci serve. Io tramite questi siti, che uno è classe74.it, ho cercato di dare un po' di ordine a questi articoli in vendita su Amazon. Andate su legolando.it se vi piacciono i Lego come a me. È diciamo un sito dove io ho cercato di dare un po' di ordine a tutti i 7 Lego in vendita su Amazon. Oltre a legolando.it c'è anche starwarsstore.it, dedicato alla galassia lontana lontana, ai Sith, ai Jedi e a tutto quello che gira intorno all'universo espanso di Star Wars, perché adesso in questo periodo sta avendo ancora successo la terza stagione di The Mandalorian, che si stacca un po' dai film, però riprende quello che succede tra un film e l'altro. Diciamo, queste serie che vengono proposte da Disney Plus, dal canale Disney Plus all'interno del canale Star Wars, sono tutte serie per narrare quello che succede tra un film e l'altro. Diciamo, la vita nella galassia lontana lontana tra un film e l'altro, visto che noi tramite i film l'abbiamo vista solo dal punto di vista dei Jedi e dei Sith, ma nella galassia non c'erano solo Jedi e Sith, c'era anche gente normale, c'erano cacciatori di taglie, c'era tanta gente che viveva, e quindi diciamo l'universo espanso di Star Wars tratta appunto questi argomenti. Sul sito starwarsstore.it trovate sia delle informazioni e sia tutti gli oggetti inerenti Star Wars, ordinati, che ne so, per The Mandalorian, per esempio per i film, spade laser, action figure, Funko Pop, Lego Star Wars, perché no? Anche la Lego ha dedicato un'intera sezione di produzione dedicato al mondo di Star Wars, quindi troverete Lego Star Wars all'interno di starwarsstore.it, ok? Poi ultimo ma non meno importante è renijstore.it, dedicato interamente alla musica. Lì troverete giradischi divisi per trazione a cinghia o a trazione diretta, troverete le puntine per i giradischi, troverete cuffie, microfoni, amplificatori, casse attive e passive, troverete CDJ sia con lettore CD che solo come se fossero MDJ, praticamente lettori multimediali di pennette USB o schede SD, ok? Le console divise per stand alone e console che richiedono un PC associato per funzionare. Troverete anche i mobiletti stile anni 90 per i vostri sistemi di intrattenimento, siano essi Xbox, PlayStation, quello che vi pare, amplificatori 5.1, 7.1, adesso vanno per la maggiore un po' tutto, e quindi ci sono dei mobiletti studiati apposta per contenere tutto un sistema di intrattenimento come si faceva negli anni 90.
ok? Ultimo, voglio citarlo, è il mondo del vinile.it, proprio perché io sono un grandissimo collezionista di vinili. Come ho già detto, è da gennaio che lo sto dicendo, ma siamo addirittura d'arrivo, tra poco cominceremo insieme in live un lavorone di archivio dei miei circa 6.000 vinili, ok? Quindi io qui ho una bustina, non vi dico che cosa sono questi pezzi di carta che stanno dentro questa bustina, perché lo vedremo proprio in una di queste live, ok? Quindi vi rinnovo a seguirmi su Waveful. Se vi piace quello che faccio, quello di cui parlo, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella, perché è l'unico modo che avete per sapere quando io vado in live. Io purtroppo vado in live all'improvviso, senza preavviso, non troverete da nessuna parte un'informazione. Stasera io magari 10 minuti prima, mezz'ora prima, raramente un'ora prima faccio un post da qualche parte con scritto: se volete vedermi io vado in live verso le 10. Poi tra l'altro non scrivo neanche alle 10, alle 10 e mezza, alle 10 e un quarto, no, verso le, significa che dalle 10, poco prima, poco dopo, insomma, io vado in live. Attivate la campanella, perché invece la campanella vi avvisa che io già sto in live. Di solito io ho quelle intro che durano circa 5 minuti, quindi avete quei 5 minuti per diciamo aprire YouTube, aprire Facebook, aprire Twitch e vedere le mie live che vanno in contemporanea su questi 3 social network. Ok? Io vi ringrazio tutti di essere stati con me, vi do appuntamento alla prossima live. Sono le ore 11:26 di questo giovedì 16 marzo 2023. Ok? Grazie mille di essere stati con me, mi ha fatto molto piacere. Fate girare questo video se vi è piaciuto, in modo che altra gente possa vedere questo nuovo numero di Anime Cult, secondo me molto molto ben riuscito. Ok? Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima live, ore 11, 27 minuti, 16 marzo 2023. Andate in edicola a procurarvi Anime Cult numero 5. Grazie.